Noi portiamo fuori il cane tutti i giorni. Si usa da voi? No. Si usa, sì? I cani ci sono. Ma non si portano fuori all'intaglio con i cappotti? Io ho 2 gatti in casa. C'è come immagini tu, come scrivi? Ah, certo, quindi... Perché ovviamente il rapporto è diverso. No, Perché a Italia i cani sono ogni volta quando le persone parlano, quando ascoltano. Sì. Il mio no. Molto. Vabbè. Poi abbiamo... Io mi chiamo Valentina, siamo in 5, mia mamma e mio papà, io e 2 fratelli e un cane. Comincia a essere più numerosa. La mia famiglia è composta da 5 persone, da me, da mio padre. Tipico. Irene? Sara, scusami. Dei nostri nuclei familiari, poi lo facciamo anche come sono legati. La mia gatta, per cui, però diciamo la mia famiglia. Mia mamma e un fratello maggiore. 2 gatti in casa. E con il freddo non escono mai, con il caldo escono, con il freddo stanno sempre in casa. Sposati o meno, perché anche questa è la differenza poi con voi, vedere un momento. Io sono Anche i miei con il rito religioso. Anche lei non è religiosa. I miei invece. bello sapere le vostre adesso, famiglie. Sì, sì. E un Non ho capito, fratello, un fratello e una sorella? Sì, fratello. che è la mamma di, scusami, è la sorella di, la zia Di madre? di tua mamma. E che ha dei figli? No. Mm? C'è un toro. Sì. La mia famiglia è composta... Aspetta, ma? Scusami, ma di? Magid. M-A... M. Il sono fuori. Io famiglia sono tante persone. Quanti? Perché mio papà sposato 3. La mia famiglia sono 5 persone, mio papà, mia mamma, io e 2 sorelle. Ok. La mia famiglia siamo 7, composta da mio padre, mia mamma. Non riusciamo a vederlo, cioè se non nessuna persona non c'è differenza, vabbè, adesso lo vediamo. Le parole sono delle fonti importanti che ci dicono delle regole importanti che ci dicono in assoluto in Italia è la Costituzione, è la fonte principale delle nostre. Non ho fratelli e sorelle, vivo soltanto con mia mamma e mio papà e ho un cane, si chiama Miki. L'amore che il cane ha qua non hanno... Non I cani c'è. africani Questa è un'abitudine particolare, noi siamo un po' particolari. Ma per esempio io mi ricordo, da operatrice, mi ricordo un ragazzo che mi diceva che Sono Sara e vivo da sola con un coinquilino. Stiamo dentro, Sì, io- visto che... Ok, io sono Monica, se vi ricordate, la mia famiglia è composta da 4 persone. Aperte, cioè sì, siamo aperti, però poi quando sei in casa veramente ci chiudi. Non ricordo il tuo nome. Noi siamo in 3. Come si scrive? aiutare a scriverlo. Gibril. Con la G? Sì. E con la J? La società cambia e quindi abbiamo portato anche la nuova legge emanata l'anno scorso. Queste sono alcune parole con cui si può indicare il ragazzo. E moroso è più... Conoscete la nostra mamma, vuol dire poi devo pensare così, giusto? Questo serve.
culture diverse che si vanno a integrare. Però sappiate che se vedete che non nascono oggi, nascono da anni e anni, no? Quindi prima la difficoltà è stata prima esporsi e quindi farsi accettare. Dentro sangue. Si comportano Sì. come donne? Ma anche c'è uomini che hanno Avuto le tette? Se no. Se no, ok. Ho anche dato un esame l'altro ieri. Sì, Sono monoanticotti? No. anche i miei che sono sposati in chiesa. Con rito religioso? Il rito religioso anche i miei. I miei genitori erano